Benvenuti e bentornati sul canale del Team FS. Oggi vi mostro il primo episodio della serie Car Fishing in canale. Buona visione. Eccoci qua, siamo arrivati sullo spot, in postazione. Ora tiro giù il mais e le boiles, do una pasturatina sugli spot nel mio sottoriva, poi faccio il giro che ci impiegherò 5 minuti e vado a pasturare lo spot sotto sponda là di là. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, spot pasturato, ora vado a fare il giro, pasturo sotto sponda là di là, poi torno qui, tiro giù le canne e farò un paio d'ore di pesca. A dopo! Eccoci di qua, questa è l'albero morto, quella là è la posta, quella è l'altra posta, ma in questo caso a noi ci interessa questa, che peschiamo qui da questo albero morto qua. Qui abbiamo il nostro mais, adesso andiamo a buttarlo giù e poi andiamo a pescare là di là. Ci siamo ragazzi, ne abbiamo presa una subito ragazzi, subito, calato da 20 minuti, stavo lanciando 2 palline col Cobra ed è partita missile, una carpa stupenda, un pesce bellissimo, partito subito ragazzi, fantastico, che spettacolo. Che spettacolo, guardate che pesce ragazzi, che combattimento. Ragazzi, guardate che splendore. Che splendore. Doppia del 20, sotto sponda là di là, calata con un sacchettino, con 2 o 3 palline dentro, bellissima. Adesso andiamo a rilasciarla, andiamo a ricalare e chissà se ne parte un altro in questa sessione veloce. Dovevo venire a pasturare e basta, intanto ho calato le canne ed è già partita una carpa. Eccoci qua, per farlo in breve sono venuto a pasturare oggi perché domani devo venire a fare la notte, 1 o 2 notti, adesso devo vedere perché mi ha chiamato pioggia, quindi speriamo bene che non piova o che ne venga davvero poca così da riuscire a venire giù. E avevo qualche ora libera oggi pomeriggio, da 12:30 fino a stasera circa le 5 del pomeriggio, quindi ci ho provato, ho portato dietro le canne e mentre buttavo giù un po' di chili di pastura è uscita una carpa. Incredibile, calato a 12:45, all'1:15 è partita, a missile, pensavo fosse un pesce di taglia sui 10 kg, che per questo tratto di canale sono buoni, ma quando è arrivata qua sotto sentivo che si muoveva abbastanza in fretta, quindi non poteva essere un pesce troppo grande, ma davvero un combattimento da paura, davvero un combattimento da paura. Sono venuto a pasturare 3 spot con palline, mais e fioccato, circa 1 chiletto di palline, 1 chiletto di mais e 1 chiletto di fioccato per 3 spot, quindi divisi in 3 spot. Non voglio esagerare perché comunque non c'è troppo corso in questo periodo, quindi
la postura rimane abbastanza ferma e non sta uscendo neanche tanto pesce di disturbo, quindi non voglio esagerare, perché così buttando giù meno pastura possibile abbiamo più probabilità di avere partenze in poco tempo, ecco. Diamo la possibilità alle nostre amiche carpe di prendere in bocca subito l'innesco, e quindi preferisco pasturare più frequentemente ma meno quantitativi, così da riuscire a catturare più carpe in meno tempo possibile. Siamo sempre nel nostro amato canale dove abbiamo fatto tante pescate e vi lascio qualche video qui in alto. Davvero un tratto che ci ha regalato molto, e quindi ho deciso di aprire una nuova postazione, ma non vi spoilerò niente, vi lascio tutte le sorprese per dopo, cioè domani. Per me sarà domani quando verrò in sessione a fare la notte, vi spiegherò tutto per bene. E niente, che dire, intanto posta nuova, prima pescata, dopo mezz'ora è partita, quindi non ci rimane che aspettare, finire qualche lavoretto qui in postazione e niente, ci vediamo più tardi con un altro pesce o alla sessione vera e propria, cioè domani. Ciao ragazzi. Un'altra! È passata un'ora e ne abbiamo preso un'altra. Sempre là di là, doppia del 20. Abbiamo alzato un po' la taglia, andiamo a vederla. E ci siamo raga, ne è partita un'altra. Incredibile. Sono venuto a pasturare oggi. Passata un'ora dall'altra cattura, dall'altra carpetta, è partita anche questa raga. Felicissimo, la postazione è partita benissimo. Sempre là di là, con la doppia del 20. Le carpe sono già in frega a metà aprile. E niente, già 2 carpe prima di iniziare la sessione ufficiale. Sicuramente il cambio di luna ha influito e speriamo di prenderne altre. Ed eccoci qua con un'altra carpetta ragazzi, sono le 3:30, in pesca da 3 ore abbiamo fatto la terza carpa. Sta venendo su anche brutto, hanno chiamato pioggia per le 7, ora sono circa le 3:30, 4, però sta venendo già su brutto. Speriamo di riuscire a fare le ultime ore di pesca e di prenderne altre, perché a quanto pare va molto bene. Questo giro è più piccolina, ma anche questo è un combattimento da paura. Andiamo a rilasciarla. Ragazzi, guardate in che forma sono questi pesci fantastici. Eccoci qua ragazzi, sono le 5:30, la nostra pasturazione con le nostre 5 ore di pesca le abbiamo fatte. Abbiamo fatto 3 carpe, wow! 3 carpe, prima pescata in quella postazione. Che dire, non vedo l'ora di iniziare la pescata ufficiale facendo una notte o 2 notti. E niente, ora vado a casa e ci vediamo domani sicuramente con altre carpe. Ok ragazzi, ci vediamo domani per il prossimo episodio.